Siamo con Silvano Lazzarin di Volpago del Montello, candidato nella lista L'Altro Veneto Ora Possiamo, una lista quindi di sinistra che raggruppa varie realtà anche del mondo ambientalista. Lei in particolare si occupa anche di questioni relative alla protezione civile, quindi parliamo del dissesto idrogeologico. Che cosa non è stato fatto secondo lei? Cosa andrebbe fatto principalmente, con priorità, da una nuova regione? Ma innanzitutto dobbiamo investire in più sulla difesa del territorio, nel senso che anche sul Piave non esiste niente e per cui si è parlato, ogni tanto emerge l'idea di fare una diga a Falzè, che è una cosa che non ha nessun senso, nel senso che creare un ostacolo al Piave significherebbe imbonire il Montello, che è fatto di natura carsica, per cui avremmo uno scollamento della collina stessa. Ha paura che l'acqua entrerebbe nelle caverne? Certo, sicuramente cambieremo il corso di queste falde e potrebbe causare danni immensi e non del tutto calcolabili. Ma se noi scendiamo anche giù, vediamo che i corsi d'acqua sono abbandonati a loro stessi, non c'è un controllo anche dal punto di vista proprio della cura dell'ambiente. Che cosa va fatto, per esempio, la pulizia dei fiumi, del letto dei fiumi? Che tipo di interventi? Ma bisognerebbe innanzitutto togliere quel legname che è secco, ad esempio. Ci sono delle possibilità di intervenire, però non in maniera radicale, perché sappiamo dire c'è l'acqua, bisogna delegare, pagare i cavatori che fanno piazza pulita della ghiaia, creando altri problemi, perché se noi creiamo dei cassoni sul letto del Piave, aumenteremo la velocità dell'acqua, per cui Soni che cosa sono? Spieghiamolo, perché sarebbero delle grandi vasche dove estraggono la ghiaia e attendono che il Piave, il fiume... insomma, c'è più spazio per l'acqua a quel punto. C'è più spazio, ma l'acqua acquista più velocità e per cui, acquistando più velocità, crea anche maggiori danni. E inoltre, portando via la ghiaia in quella maniera, impoveriamo la sabbia verso valle, insomma, valle, verso le spiagge. verso le spiagge e abbiamo avuto negli anni scorsi problemi anche della sabbia, perché l'hanno prelevata a monte. E sul consumo di suolo, quali sono le sue riflessioni? Sul consumo di suolo io rilevo che siamo la seconda regione dopo la Lombardia per consumo di suolo. Noi perdiamo ogni anno suolo agricolo dall'8 al 10%. Allora io mi domando, ha senso le grandi opere? Dove le facciamo? Perché la terra è sempre quella, non è che sia infinita, ha un rapporto ben determinato. Se non abbiamo una maggiore cura, abbiamo già avuto il fallimento degli anni 70 con i capannoni. Pensavamo che fosse un modello veneto unico al mondo, che venivano da ogni dove a imparare. E invece si è trasformato in un grande fallimento. Oggi, con le grandi viabilità, dobbiamo tener conto che siamo in pianura padana, non siamo in America o in Australia. Qui c'è la città diffusa, non possiamo sperperare il suolo agricolo per infrastrutture di questo genere. Si possono migliorare quelle esistenti, ma non andare oltre. Non solo. Il nostro tenore di vita oggi nel Veneto ha bisogno di 6 ettari e oltre pro capite ognuno. Ne abbiamo a disposizione 1,6. Il deficit dove lo colmiamo? Dove troviamo queste risorse? Le importiamo dai paesi del terzo mondo dove c'è la fame. E allora
quando si parla di sicurezza a me vengono i brividi, perché la sicurezza significa guerra, significa inventare il nemico, perché anche adesso abbiamo le invasioni, ma da dove? Da quei paesi dove noi andiamo a esportare le risorse per mantenerci questo tenore di vita. Dobbiamo rivedere tutto il modello di sviluppo, altrimenti sarà un fallimento. Fintanto che abbiamo tempo, io credo che cambiare si può, vada in questa direzione, anzi direi cambiare si deve.